Dal Veneto al Trentino Alto Adige il vino in autunno viene celebrato con manifestazioni fieristiche. A Bolzano si è svolta ad esempio la 18ª edizione di Autoctona, manifestazione internazionale per hotelleria e ristorazione e caratterizzata da un grande banco di assaggio gestito dai sommelier AIS nella sezione Alto Adige che ha accolto operatori del settore e wine lovers. Una possibilità unica per poter degustare poco meno di 500 vini provenienti da tutta Italia. Tra i vini emiliano-romagnoli si sono distinti quelli della Cantina della Volta e Marchesi Ravarino nel Modenese, Torre Fornello e Alberto Lusignani di Piacenza e Tenuta la Riva di Bologna. Nella vicina provincia di Trento, a mezz'ora d'auto da Bolzano, nella Val di Cembra, le vigne si sono sviluppate di pari passo con le attività estrattive, dove la lavorazione del porfido ha creato un importante indotto. I vigneti disegnano il paesaggio di un territorio montano a tratti interrotto da cave di porfido e con una viabilità invidiabile, necessaria per un territorio con grandi pendenze. Mi trovo in Val di Cembra, con me è Diego Pez, questa è la sua azienda, un'azienda di 8 ettari, buona parte di questi ettari sono coltivati in pendenze veramente impressionanti. Diego, allora questo è il tuo, diciamo, gioiello. In questa costa tu coltivi il Riesling, che è il tuo, diciamo, pezzo forte, no? Per cui sei orgoglioso, ma soprattutto è molto laborioso coltivare con queste pendenze, e va detto che comunque le operazioni vanno tutte fatte a macchina. Certo, allora qui siamo la zona forse più ripida dell'azienda e abbiamo il Riesling, una varietà molto conosciuta al mondo, un vino forse il principe dei vini bianchi, che qua ha trovato il posto ideale. È un vino un po' simbolo della nostra azienda, che ci ha fatto crescere e ci ha fatto conoscere in giro per l'Italia. Senti, oltre al Riesling, quali sono le colture, i vigneti che tu coltivi nella tua azienda? Abbiamo come vini bianchi abbiamo il Kerner, altro vino bianco che ci sta dando soddisfazione. Abbiamo il Traminer e non per ultimo, ma perché stiamo iniziando adesso come azienda a metterlo sul mercato, il Trento DOC. Quindi questa è un'azienda che comunque nasce in un territorio che storicamente era vocato per il vigneto, quindi le mappe catastali ci dicono che qua fin dai primi del Novecento si facevano vigneti, anche se comunque il territorio e l'economia di questo paese veniva dal porfido, quindi ancora molta economia viene da questo. Questa è un'azienda di famiglia. Di quanti anni è che avete questo fondo? Il papà ha iniziato la lavorazione della campagna nel 73, ai tempi erano solo schiava. Poi ha iniziato con qualche piccola particella a introdurre il Müller-Thurgau, che è un po' il vino simbolo della Val di Cembra, e poi piano piano siamo arrivati a queste nuove varietà che si stanno mettendo adesso sul mercato. La vostra scelta è quella di vinificare tutto in azienda, quindi voi producete vino sfuso ma anche bottiglie. Quante bottiglie all'anno? Circa 25.000. Di tutti questi vini, sì, che voi... Una varietà un po' di tutti i vini, di tutte le nostre uve che produciamo. Quindi voi fate filiera corta? Sì, e siamo certificati bio dal 2019. Biologici sia nel campo che nell'uva, che in cantina. Sì. Dove non arriva la macchina bisogna fare tutto a mano? Come ad esempio nel caso di questo vigneto? Sicuramente si usa il decespugliatore, si fa la sfogliatura a mano, la cimatura, poi quello che bisogna fare si fa a mano. Insomma, questo che è per quello che viene chiamata questa agricoltura eroica, fatta in queste pendenze, agricoltura eroica. Tanto lavoro, molta fatica, molta manualità sempre. Quello sicuramente, però dopo a fine anno si vedono i risultati. Qui in azienda chi dà una mano, oltre ai fratelli, anche i figli che collaborano? Abbiamo i figli adesso, le figlie di mio fratello, e poi abbiamo stagionali. Voi iniziate a vendemmiare quando e quando terminate? Più o meno quanto dura la vendemmia? 40 giorni. Noi iniziamo solitamente i primi di settembre e finiamo a metà ottobre. Tempo permettendo, ovviamente. Tempo permettendo, dai. Poi aspettiamo sempre i momenti ottimali per raccogliere, non è che iniziamo e andiamo a oltranza tutti i giorni, ma un giorno ci fermiamo perché una partita non è pronta, allora... E quest'anno com'è andata la vendemmia? Allora, diciamo
diciamo bene, a parte le varietà che avevamo un po' di grandine che lì l'aveva un po' malmessa e iniziava a esserci qualcosina di marciume, però lì non è colpa di nessuno. In queste zone funzionano dei consorzi, che sono consorzi privati fatti da voi agricoltori e che consentono di tenere manutenuto il territorio, le strade, i muretti a secco che si sono visti in queste aree. E questo è molto importante per voi agricoltori perché oltre al territorio e alla viabilità consente di portare acqua per poi irrigare i vigneti. Sì, siamo consorziati col Consorzio Miglioramento e lì c'è una gestione del consorzio e porta l'acqua in tutti i fondi di tutto il paese. E quindi un grande È un valore aggiunto, vantaggio un perché vantaggio. altrimenti se ognuno doveva prendersi l'acqua erano dei costi enormi. Invece abbiamo dei costi contenuti in tutto il territorio. La realtà di queste valli è una realtà agricola molto frazionata, quindi la collaborazione è molto importante per quel che riguarda appunto la gestione delle parti comuni. È indiscutibile, altrimenti queste valli sarebbero già state abbandonate da tanti anni. La capacità di riuscire a trovare quella sinergia insieme, quella capacità di rinunciare un pochino tutti per poter avere un beneficio insieme è stata l'elemento trainante che ha permesso a queste aziende di poter rimanere sul territorio, di dare uno sviluppo e di mantenere in salubrità e comunque anche gestito un territorio che altrimenti poteva essere molto soggetto a frazionamenti, a frannamenti e quant'altro, quindi con tutti i problemi legati alla gestione del territorio stesso. Qui si coltivano vigneti e si ottengono vini importanti, quindi i valori fondiari sono molto elevati da queste parti. Sì, questa è l'altra faccia della medaglia. Avendo una possibilità di coltivare, i terreni automaticamente hanno un valore maggiore, essendo anche molto ridotti in disponibilità, quindi non abbiamo territori dove le superfici sono così ampie da permettere la disponibilità a tutti. Sono territori sempre limitati, sempre più ridotti e quindi automaticamente il prezzo ha una sua crescita, un suo mantenimento nel tempo. D'altra parte, se non ci fosse la presenza dell'uomo e dell'agricoltore in questi territori sarebbe un grosso problema per il degrado ambientale. È indiscutibile, infatti lo vediamo immediatamente in territori dove ci sono situazioni più o meno simili e non c'è più la manutenzione degli agricoltori che viene fatta gratuitamente a beneficio di tutta la collettività. Ce ne accorgiamo immediatamente. Le zone dell'Appennino o anche zone delle stesse Alpi, basta uscire soltanto dal nostro contesto territoriale, ci fanno capire immediatamente l'importanza dell'esserci, del starci e del mantenerlo. Michele, tra i tre fratelli Pez, si occupa della cantina. Allora, due parole sulla cantina che vedo che insomma è interrata, quindi c'è stato uno sforzo anche importante in termini di ristrutturazione e di costruzione della cantina. Noi l'abbiamo fatta praticamente da zero, abbiamo scavato sottoterra del punto più alto, abbiamo 15 metri di profondità, per dopo andare agli ultimi 5 metri all'ingresso della cantina. Sotterranea perché mantenga una temperatura costante durante tutto l'anno, abbiamo qualche andamento più o meno l'inverno e l'estate, uno sbalzo di 5-6 gradi. Ecco, dopo l'abbiamo studiata in modo che sia molto pratica, perché noi serve la praticità, essere comodi, essere veloci nei travasi, nell'incantinamento. Abbiamo lasciato la pressa all'esterno perché non vogliamo che ci sia vinaccia all'interno della cantina, quindi sporco e quant'altro. Voi usate molto acciaio, però anche affinamento e un metodo di fermentazione che fate direttamente nelle botti, Sì. come in questo caso. Noi facciamo praticamente i bianchi, vediamo il Muller, il Riesling, il Kerner, il Traminer in acciaio. Dopodiché abbiamo il Pinot Nero e il Lagrein e 10 vendemmie, che è una vendemmia tardiva, che invece fa sia la fermentazione che l'affinamento sempre in legno. A partire dal Pinot Nero che rimane 2-3 anni in barrique, dopo arriva il Lagrein con 2 anni e 10 anni i 10 vendemmie. Il Trentino è anche famoso per i suoi spumanti, voi avete un millesimato che avete messo a punto, insomma un prodotto che resta quasi 5 anni sui lieviti e che
poi viene imbottigliato e insomma venduto con una stagionatura, un invecchiamento di circa 6 anni. Esatto, noi siamo partiti con l'idea di fare uno spumante, ormai nel 2012 la prima bottiglia, e siamo arrivati adesso nel 2014 con l'affinamento di 60 mesi sui lieviti, che è uno Chardonnay per il 70% e un 30% di Pinot Nero. Che magnifico tempo abbiamo trascorso insieme, girovagando per l'Italia. Allora ci salutiamo da qui, da dove abbiamo cominciato, dal Baccanale di Imola. Ormai il sole è tramontato, ma non tramontano le occasioni. Qui saremo in scena fino al 21 novembre e come ritrovarci, vederci e contattarci, dove, come, quando, lo vedete in sovrimpressione. Grazie per essere stati con noi, tra 7 giorni puntuali, sempre qui. In collaborazione con